parte alta di Parco Giardino Sigurtà. Siamo tra il Poggio degli Imperatori e la Panchina degli Innamorati, un posto discreto, romantico, ma assolutamente appariscente, perché se arrivate con il trenino o anche con i mezzi, la golf car, la bicicletta, fate la curva e vi trovate immersi in questi colori meravigliosi. Si apre un angolo colorato di peonie, meravigliosi, fiori delicati, eleganti, che colorano proprio questa parte di salita. Anche la peonia ha una leggenda, racconta di una delle fatiche pensate di Ercole, l'ultima fatica di Ercole, quando Ercole scende negli inferi e ferisce Ade, il dio appunto degli inferi. Il dio Ade chiama Peone, figlio di Asclepio, il suo medico per eccellenza, per curarlo. E Peone fu talmente bravo, più bravo del padre, che rischiò una grossissima pena per colpa della gelosia del padre stesso. Ade decise di trasformarlo, per salvarlo, in questo fiore solitario, la peonia, rosa senza spine. Essendo legata ad un medico, le virtù curative di questo fiore sono famose sin dall'antichità. Pensate che lo storico Pseudo Apuleio, ancora nel 400 d.C., nel suo Herbarium, che si racconta essere la prima classificazione di piante anche medicinali, parlò della peonia come curativa per i matti e legandosi chi soffre di questa malattia un ciuffo di peonia al collo può rinsavire e addirittura guarire per sempre portandoselo sempre dietro. Ecco, mi raccomando, qui al parco evitate. Pensateci un po', considerate se siete davvero matti o se è solo un po' di follia naturale, ma non mettetevi le peonie al collo, grazie. Colore assolutamente di moda, un fiore doppio, delicatissimo, romantico. La peonia è simbolo di ricchezza e pregio nel Giappone e nella Cina dei mandarini, dove è considerato proprio un fiore di lusso e di grande nobiltà. Anche all'interno del giardino sono state fatte delle scelte molto importanti e molto ricche, perché al di là delle peonie arboree e erbacee abbiamo anche una qualità molto particolare, l'Ahito, che è un ibrido tra peonie erbacee e arboree, prezioso perché vigoroso come la peonia arborea, e poi vi racconterò quali sono e la loro differenza, ma con fiori delicati e molto molto particolari, dai colori ricercati, soprattutto il giallo e il bianco, come le peonie erbacee. Le peonie si dividono in due grandi famiglie, le peonie arbustive, diciamo così, e le peonie erbacee, come i cespugli all'interno del quale adesso ci troviamo. La loro differenza è il tipo di resistenza. Le peonie erbacee sono un'erba e quindi durante l'inverno smettono, diciamo così, di vegetare, quindi non rimane la pianta, la pianta si spoglia e riprende poi la vegetazione la prossima primavera da terra, non da un arbusto, diciamo così. I fiori sono più fiori su uno stesso, diciamo, su uno stesso ramo, sono fiori doppi, stradoppi, quindi molto molto particolari e molto molto ricercati. È una peonia un pochino più delicata, ma estremamente decorativa, che di solito sta insieme ad altri fiori. In questo caso vedete più varietà di peonie, però si può abbinare per esempio all'iris, è una varietà medio tardiva, per cui da metà aprile, anche fine aprile, poi per tutto maggio, fiorisce, quindi in abbinata si può mettere l'allium, l'iris. Se avete un giardino per fare bordura, la peonia va benissimo. Non ama i ristagni di acqua, quindi è abbastanza rustica, e qui ha una mezz'ombra che è perfetta, un po' come le ortensie. Vi faccio vedere una particolarità, seguitemi.
Perché allora, al di là dei boccioli che sono estremamente decorativi, sono boccioli grandi, ma poi pensate, a fine agosto matura il seme. Questa parte rigida, vedete, divisa in 4, saranno i futuri semi. Più il fiore è grande, più i semi saranno grandi. Pensate che la peonia può essere riprodotta direttamente da seme. Che meraviglia! Questa varietà è profumata e quindi al di là dei colori, dei petali, dei boccioli, dei semi all'interno, ogni peonia ha una caratteristica, alcune varietà sono profumate, le più preziose, come vi raccontavo, e qui ne abbiamo, sono le bianche e le gialle, ma non da meno questi stupendi esemplari. Un'altra grande famiglia di peonie è la famiglia delle arbustive o arboree. Questo perché? Perché sono dei piccoli arbusti e come tutti gli arbusti possono vivere più a lungo, sono più resistenti, hanno un tronco legnoso che è molto decorativo sia d'autunno, perché poi queste foglie diventeranno tutte rosse, sia poi durante l'inverno quando il tronco rimane fuori dal terreno per rigenerarsi poi la primavera. I fiori sono singoli, nel senso che non sono amazzoni come nelle erbacee, hanno boccioli molto più grandi, sono piante più antiche perché poi i vari ibridi hanno prodotto le arboree e le itto, di cui prima vi ho parlato, e sono da sistemare isolati, quindi anche una peonia da sola che può crescere in diametro può essere molto molto decorativa. Come vi dicevo è un fiore che non ha bisogno di tanto, ha la mezz'ombra e tra l'altro durante l'inverno sta bene dove ci sono climi abbastanza rigidi, gli piacciono gli inverni un po' freddini, ecco, per rendere di più durante poi la primavera. La loro fioritura dipende dalle varietà, quindi da metà aprile per le precocissime fino poi a maggio inoltrato come siamo adesso per le tardive. Non perdetevele perché è una fioritura abbastanza recente, una scelta molto particolare perché la famiglia si è recata fino a Bordeaux per trovare le peonie più particolari, ha viaggiato molto, ha ricercato molto fino ai collezionisti più speciali per farne proprio una piccola collezione in però continuo mutamento. Veniteci a trovare!